Buongiorno a tutti dal cimitero di Noto. Buongiorno. Con il nostro ospite Don Maurizio. Siamo ritornati finalmente. Il trio magico è tornato. Bentrovati da questo luogo molto suggestivo e particolare. Oggi è una giornata particolare, lo vogliamo dire già da subito? Oggi è una giornata particolare perché ci troviamo in un posto molto delicato, un posto che accomuna tutti, il posto dove un giorno saremo tutti. Questo è sicuro. Questa è l'unica certezza. Questa è l'unica certezza. Siccome molti dicono che la morte è l'unica cosa certa, allora ci ritroviamo in un posto in cui, umanamente parlando, c'è la certezza. In un tempo in cui non si hanno certezze, partiamo da qui dove c'è la certezza unica che un giorno moriremo tutti, lo sapete anche voi. Sì. Ma da questo luogo dove c'è la morte, nascono tutte le domande sulla vita, per la vita. Da qui nascono le domande per capire che cosa accade nella nostra vita quando siamo fuori da questo cancello, prima di ritornare da questa parte e attraversare il cancello e non poter uscire più, almeno con il corpo. Ma il cimitero a chi serve e a cosa serve soprattutto? Beh, intanto direi che nessuno di noi è pratico di cimitero fino a quando non viene ad abitare qui. Il becchino è pratico di cimitero. Il becchino è pratico, diciamo sì, in parte perché si occupa del seppellimento, anche se voi non sapete che una delle opere di misericordia corporali raccomandate dal cristianesimo è quello di seppellire i morti, di avere cura del seppellimento dei morti, e nella Bibbia viene raccomandato ai figli di seppellire loro e i loro genitori quando muoiono. A cosa serve il cimitero? Il cimitero innanzitutto, come potete ben capire, serve per custodire i corpi nostri quando non ci siamo più. A chi serve? Forse il cimitero serve più a noi che rimaniamo in vita che a quelli che non ci sono più, perché magari uno potrebbe dire ma i corpi potrebbero anche scomparire, per esempio con la cremazione, allora si prendono le ceneri e si possono buttare al mare come qualcuno ha fatto o qualcuno chiede. In realtà questo luogo è il luogo della memoria in cui noi portiamo qui i resti mortali dei nostri cari, dove tanta gente viene qui per visitare i cari, per portare i fiori, per accendere una candela, e perché rimane il ricordo fisico delle persone che noi abbiamo amato e custodito nella vita, per cui è un luogo della memoria che serve più a noi che a chi ci sta qui, ed è fondamentale perché in questo luogo ci ritroviamo tutti. Qui siamo nella zona che si chiama il cimitero dei bambini, dove sono seppelliti tanti bambini di cui non si conosce nemmeno il nome della maggior parte, bambini nati e morti dopo qualche giorno, oppure anche nati morti, o bambini che sono morti piccoli. È un luogo particolare questo qui, sulla terra, mentre vedete che il nostro cimitero ha anche delle cappelle molto grandi, molto antiche, lussuose, dove hanno speso tanti soldi, dove tanta gente ricca, così è monumentale, tanta gente ricca, così come ha una grande casa, un grande palazzo, si fa anche il palazzetto qui al cimitero. Ma in realtà o si è seppelliti all'interno di una grande cappella monumentale o sulla terra, non cambia nulla, perché come diceva il grande meraviglioso Totò, la morte è una livella perché ci livella tutti, e qui non c'è ricco o povero, qui siamo tutti morti, per fortuna. Secondo te, perché ci sono alcune famiglie che hanno fatto cappelle così tanto sfarzose, se poi alla fine, come dici tu, la morte è una livella? Beh, e questo è un problema sociale, economico, culturale, perché come in vita c'è la differenza economica, la differenza tra ricchi e poveri, e la differenza si nota per esempio nelle abitazioni. Fondamentalmente, come si vede una persona ricca da una persona povera? Dalla casa. E quindi si pensa che questo abbia un valore sociale così alto
da poter mantenere anche quando non si è più in vita, quasi come se il fasto e il lustro di un casato, di una famiglia e della ricchezza acquisisce anche il valore dopo la morte. Ma capiamo bene che questo è inutile, perché dopo la morte siamo tutti uguali, non c'è nessuna differenza. Però il cimitero fa vedere la differenza anche che ci fu Le classi. quando erano in vita, perché qui purtroppo bisogna sempre parlare al passato, perché qui non esiste il presente. Il lustro di qui è legato al passato. I nomi che noi troviamo sulle tombe, sulle cappelle, hanno un valore, ma è un valore che è legato al passato Non più. e non più al presente. Quelli che sono qui non sono più, ma sono coloro che una volta erano, e quelli che ora siamo qui presenti e vivi, un giorno saremo anche noi quelli che questi una volta erano. Entriamo? Entriamo. Maurizio, ma tu che rapporto hai con la morte? Beh, con la morte bisogna avere sempre un rapporto sereno, altrimenti diventa una continua tragedia la nostra vita se pensiamo sempre alla morte. La morte è una possibilità certa che accade, che può accadere nella nostra vita e che non dipende da noi. Come dice Caparezza, cioè l'unica realtà evidente, dice. L'unica Sì. realtà evidente. Immaginate anche la sensazione che abbiamo in questo momento qui. Come si ci sente? Come ci si può sentire qui che siamo in una cappella, nella cappella comunale, in un luogo così grande, siamo attorniati da tante tombe e attorniati anche da tanta gente che ha vissuto la vita come la stiamo vivendo noi, in altri tempi, in altri contesti, e ora ci troviamo in mezzo a tanti corpi che non ci sono più. La sensazione qual è? La sensazione potrebbe essere questa, pensare che un giorno in quei posti che ci sono qui vuoti, magari quei posti un giorno, no magari, saranno nostri, se non qui in un altro luogo, e sono nostri, per cui in qualche modo questo luogo che ci è estraneo e che vorremmo un po' tutti allontanare, la verità è che questo luogo è un luogo che in qualche modo ci appartiene, anche perché qui ci sono le persone che hanno vissuto nella nostra città, che hanno fatto la storia, che hanno camminato, che hanno sperato, che hanno lavorato. Chissà ognuno di queste persone che vita ha vissuto. E quindi Io vedo dottori, vedo professori. ci sono tantissima gente, questa gente è la gente che ha fatto la storia della nostra città, e così tutto poi passa. Ma che sensazione si prova a stare in una cappella comunale? Beh, È quella più grande. la sensazione in un luogo così grande è la nostra piccolezza. Siamo piccoli. Siamo piccoli perché ci rendiamo conto della nostra vita limitata, finita, e io direi che qui ognuno di noi mostra la propria realtà, e se qualcuno di noi ha la tentazione, che questo accade a tutti per natura, che ci sentiamo persone grandi, che ci sentiamo persone importanti, che pensiamo di essere immortali a causa del nostro potere o anche della nostra fama nella vita, fondamentalmente rendiamoci conto che poi saremo tutti qui, e quindi siamo tutti piccoli, e la piccolezza della nostra grandezza umana la si vede nella ristrettezza dell'oculo. Anche se siamo persone grandi nella vita o persone illustri, entreremo tutti in un perimetro ben delineato e ben definito. Don Maurizio, si può essere immortali? Lo siamo immortali, perché è la vita stessa che ci fa capire che siamo immortali, che non è solamente il desiderio immortale, non è solo il desiderio che noi non vogliamo morire o che speriamo di non morire, di rimanere sempre in vita,
ma l'immortalità ce lo dice l'amore. E quando noi amiamo capiamo che l'amore è qualcosa che è molto più forte della morte. C'è una pagina della Bibbia nel Cantico dei Cantici che dice che l'amore è più forte della morte, per cui, caro, contraddiciamo quello che abbiamo detto all'inizio, cioè noi diciamo che l'unica cosa certa della vita è la morte, la Bibbia dice che l'unica cosa certa della vita, e quindi anche che ci dice l'immortalità, è l'amore, perché l'amore ci fa sentire pieni di vita, tanto è vero che la parola amore significa senza morte, e quindi noi siamo immortali perché amiamo. Difatti noi amiamo anche le persone che non sono più in vita, e quindi l'amore è la presenza reale nella nostra esistenza dell'immortalità della Perché è nostra senza vita, morte. perché è senza morte. E quindi fondamentalmente in questo luogo dove sono custoditi i resti mortali, qui sono custoditi i resti mortali, e noi capiamo invece che siamo immortali. È come se ci fosse una contraddizione tra questo luogo e quello che noi pensiamo, stiamo dicendo e siamo. In realtà non c'è nessuna contraddizione. Questi sono i resti mortali del nostro corpo, della nostra vita, mentre la nostra vita, l'intelligenza, l'anima, quello che noi sperimentiamo, le nostre relazioni, l'amore che custodiamo e che ci custodisce, ci fa capire che noi siamo immortali. E poi c'è una bella frase di Sant'Agostino che dice che nessuno muore se rimane vivo nel cuore di chi resta, nell'amore di chi resta. Per cui diciamo l'amore dice l'immortalità della nostra vita, e ripetere questo in un luogo dove sono i resti mortali ci fa capire che qui ci sono solamente i resti, il resto non è qui. Ottima osservazione. Don Maurizio, ma a proposito del discorso dell'immortalità, qua c'è una ragazza che penso che il suo ricordo è diventato immortale. Sì, beh, potremmo dire così, che la vita della meravigliosa e indimenticabile Lucia Sortino è la prova dell'immortalità in questa vita. Che cosa significa? Lucia è morta all'età di 18 anni, qualche giorno dopo aver sostenuto gli esami di maturità, ci teneva tanto a sostenere gli esami. Io ero presente agli esami di Lucia al Policlinico di Catania, nel reparto di oncoematologia pediatrica, dove lei era stata curata per diversi anni per la leucemia. Dopo la morte di Lucia, assieme a un gruppo di professori, di insegnanti di Lucia, abbiamo costituito un'associazione, I Delfini di Lucia Ollus, che è un'associazione che si occupa di aiutare e sostenere i bambini ammalati di tumore, le famiglie, e promuovere anche la prevenzione. E quindi significa che dalla morte di Lucia è nata una speranza e anche un segno di amore e di vita per tanti bambini che soffrono. Per cui vedete, la morte di Lucia è stata come un seme che ha portato tanto bene, per cui qui non finisce tutto, siamo noi i custodi della vita di chi non c'è più, e nelle nostre azioni noi rendiamo non solo immortali i ricordi degli altri, ma la vita degli altri lascia dentro di noi un segno così tangibile che ci permette di fare tanto bene. Per cui la morte non è fine a se stessa. Alla morte, dalla morte di Lucia è nata vita, speranza e amore per tantissimi bambini. Questa è la prova che la nostra vita, anche dopo la morte, può essere un segno meraviglioso di amore nei confronti di tutti. Dobbiamo essere più fiduciosi ed essere capaci di andare al di là di tutto, e questo lo possiamo fare quando custodiamo e amiamo veramente le persone che amiamo. Per cui non viaggiamo sul treno della morte, ma voliamo sull'aereo dell'immortalità, e questo sta a noi scegliere nella nostra vita, e questo è molto bello perché questo fa la differenza, non Certo. nell'aldilà ma nell'aldilà. Si può conservare odio anche dopo la morte? Beh, umanamente parlando, credo che sia una cosa inconcepibile odiare qualcuno che non c'è.
o peggio ancora quando uno pensa che quando si muore non si esiste più e comunque si continuano ad odiare persone che non esistono più. Però l'odio è un sentimento che appartiene all'uomo tante volte, e quando l'uomo non riesce a perdonare manifesta e mantiene l'odio anche dopo la morte. C'è tanta gente che odia gli altri anche quando muoiono. In realtà capiamo bene che l'odio non ha senso, né in vita né in morte, anche perché l'odio Sì. fa male fondamentalmente a chi odia, mentre il perdono mette pace nel cuore e quindi ci fa vivere bene. Solo che questo sentimento è un sentimento che accompagna l'uomo da sempre, e anche ci rendiamo conto che il sentimento dell'odio persiste anche quando gli altri muoiono. Per esempio, io immagino che voi avete sentito parlare di tanta gente che conserva ancora dentro rancore o odio nei confronti di persone che sono morti, che hanno fatto tanto male. Per esempio noi potremmo pensare a Hitler, no? Che Hitler. potrebbe essere odiato per tutto il male che ha fatto, ma immaginiamo le persone morte che hanno fatto del male personalmente a tanta gente, e quindi la gente manifesta questa forma di rancore e di odio, anche se io penso che la morte in qualche modo dovrebbe mettere una pietra sopra È difficile certe e volte, cancellare tutto, perché già la morte di per sé per chi ha fatto il male è come, potrebbe essere, diciamo, come la risoluzione di tutto, la risposta, se vogliamo anche la punizione a chi ha fatto il male e la riappacificazione. Poi in realtà continua tante volte e si mantiene odio nei confronti di tanta gente. Dobbiamo imparare dalla morte, che è in realtà l'unica cosa vera che resta di questa vita e che ci può permettere di vivere bene, rimane sempre l'amore. L'amore è l'unica parola che può mettere fine alla morte e anche alle tante mortificazioni che subiamo nella vita. Da questo luogo di morte impariamo tutti ad amare, anche perché l'amore è l'unica cosa che ci resta, e ce lo dicono ragazzi. Ora, girando qui, vedendo le foto, i nomi di tanti volti e tante storie di cui anche abbiamo parlato, ci siamo raccontati, se c'è una cosa che resta è il ricordo e la bellezza dell'amore. Quello è mortale. E quello è immortale, e quello, diciamo, è questo posto non è la fine, no, è la fine della nostra vita umana, ma non è il fine della nostra vita. Per cui vi direi questo qui, che mentre una bara, quando andiamo ad un funerale, dice a tutti tu sei fatto per il cimitero, l'amore e il bene ci fa capire che noi siamo fatti per l'eternità. Mentre la bara ci porta al cimitero, l'amore ci porta in paradiso. Andiamo. Qual è il tuo ricordo più bello, se possiamo dire, legato al cimitero? Che domanda particolare. Credo che il ricordo più bello sia stato quando ho fatto riesumare i corpi dei miei nonni e dei miei parenti, perché dovevamo seppellire mio papà, e quindi ho rivisto i corpi dei miei parenti che non ho mai conosciuto, e avevo in mente la descrizione che mi avevano fatto alcuni miei parenti e mio papà stesso su come avevano preparato i nonni e gli zii quando sono morti, e quindi rivedere quei corpi e tutto quello che mi avevano raccontato di quella gente, le loro capacità, il loro lavoro, la loro grandezza, e poi vedere quelle ossa, quei vestiti logori, bruciati, e quei segni ancora di una vita che fu e che non era più. Quello, diciamo, è stato un ricordo molto particolare. E poi ne ho un altro, questo bello, che normalmente non lo si racconta, non lo si dice, ma lo voglio condividere. Io ci ho tenuto, quando è morto mio papà, che lo seppellissimo noi figli. Noi siamo 4 figli maschi, e quindi tutti e 4 figli maschi abbiamo seppellito con le nostre mani mio papà, perché è una cosa molto bella, perché è quell'ultimo atto che tu fai a livello corporale nei confronti di una persona. L'hai accompagnato fino alla fine? L'ho accompagnato fino alla fine, come l'ho custodito in vita, l'ho custodito anche nel momento della morte, e così ho fatto anche con un mio carissimo amico che è morto giovane, perché gli avevo promesso che l'avrei io seppellito con le mie mani. Cioè, è quello che tra l'altro nella Bibbia c'è proprio chiesto questo qui, che
bisogna prendersi cura delle persone, e poi anche il gesto di seppellire le persone è l'ultimo atto di premura e di cura che tu hai nei confronti delle persone. Credo che bisogna avere un rapporto positivo e anche naturale con la morte, come anche tanta gente, io mi ricordo tanta gente anziana che conoscevo da bambino, che mi raccontava e mi faceva vedere i vestiti che si erano preparati per la morte, oppure la gente che già si prepara a questo momento pur non avendo problemi particolari di salute, sapendo che è qualcosa che fa parte della vita. Non bisogna demonizzare la morte, non bisogna creare una cultura che nasconde la morte, come oggi si fa. Per esempio ai bambini non si raccontano che sono morti i nonni, lo sapranno poi dopo, e non si fanno vedere i morti. O peggio ancora, una cosa che ci tengo a dire, Sì. oggi prevale la cultura che appena qualcuno muore viene portato nelle sale funebri che hanno preparato gli abitanti delle pompe funebri. E questa è una cosa secondo me anche ingiusta, lo dico a livello personale ma lo dico anche da prete. La gente deve rimanere nelle case dove ha sudato, dove ha lavorato, dove ha fatto tanti sacrifici per costruire la casa, per lasciare tutti i figli, e poi appena muoiono quelle ultime 24 ore si mandano via da casa perché non deve rimanere lì il ricordo della persona che è morta. Non mi pare una cosa tanto bella. È giusto che i nostri cari rimangano nelle case, lì dove sono stati, nel momento anche della morte, piuttosto che essere ospitati in luoghi organizzati per questo qui. È bello che nel luogo dove si sono sacrificati possono rimanere fino all'ultimo. Avere questo rapporto positivo con la morte ci permette di vivere meglio, di vivere in maniera più serena, sapendo che la morte fa parte del percorso della nostra vita, e quindi viverla in maniera serena e naturale. Se poi certo il pizzico della fede, diciamo, condisce il tutto, ma questo per chi ha la fede capisce che poi c'è l'immortalità, e che questa nostra vita non è solamente la fine di questa vita, ma non è il fine. L'ultima spiaggia è, caro Nicola e Roberto, destinazione paradiso. Non lo so, è un'ultima domanda che mi è venuta con tutte queste discussioni che abbiamo affrontato oggi Quella al di cimitero, ed è: com'è cambiato il tuo rapporto con il cimitero? Cioè, noi passeggiando qua con Roberto abbiamo notato che non ci appartiene questo, cioè non è che, ovviamente diciamo che ci appartiene un po' a tutti, però com'è cambiato da ragazzino fino adesso il tuo approccio al cimitero? Beh, è cambiato perché da bambino avevo paura, come tutti abbiamo paura del cimitero. Avevo paura del cimitero, e quando per i morti mi portavano al cimitero non vedevo l'ora di scappare perché avevo paura di questo luogo. Man mano poi nel tempo, dovendo fare i conti anche con la morte di persone care, e poi immaginate, da prete ho a che fare con la morte e con i morti, ho iniziato ad avere con il cimitero un rapporto non solo sereno ma anche di pace. Tant'è vero che, come vi dicevo prima, nei momenti in cui io sono triste oppure sono nervoso oppure non sto bene con me stesso e ho bisogno di un po' di tranquillità, ho bisogno di ritornare a me stesso, di ripensare, anche quando ricevo del male da qualcuno, io vado al cimitero, mi faccio una passeggiata al cimitero, do uno sguardo al cimitero. Questo mi mette pace, mi riconcilia con me stesso, mi fa capire che tutto quello che mi può accadere nella vita di male non mi può fare nulla, perché poi qui c'è la resa dei conti, e quindi siccome non ne vale la pena prendere troppo sul serio quello che ci accade, a tal punto che ci deve rovinare la vita, anche perché poi vivremo, staremo, andremo tutti qui in questo luogo, per cui il rapporto con il cimitero è diventato un rapporto veramente bello. Io ho un gruppo di miei amici che spero che vedranno questa nostra puntata, Vi salutiamo. glielo dirò, con i quali, quando eravamo ventenni, ogni sera prima che ci ritiravamo a Pachino andavamo davanti al cimitero per farci una preghiera, sapendo che la confidenza e il rapporto anche con la morte e con il cimitero ci poteva far vivere in maniera più serena e tranquilla, in maniera più naturale la nostra vita. Quindi non bisogna demonizzare la morte, ma capire che la morte è qualcosa che fa parte della vita, e che il problema della morte nasce quando noi pensiamo alla lunghezza della nostra vita,
siccome uno tende sempre ad allungare la vita e non dipende da noi, come O ben sorella sappiamo, morte. o sorella morte, invece dobbiamo pensare questa vita a renderla larga, non lunga, perché per la lunghezza non dipende da noi, la larghezza della nostra vita e anche della bellezza di come noi viviamo e della qualità, questo dipende da noi. Quindi impegniamoci per la qualità e la larghezza della vita piuttosto per la lunghezza. La lunghezza è sempre quella di un loculo che già sono pronti per tutti. Quindi picciotte, cerchiamo di donare della bontà e della felicità. Sì, assolutamente. Soprattutto ricordatevi che il tempo è la nostra più grande risorsa, come diceva Seneca, e non dobbiamo sprecarlo. Con questo E con questo vorrei concludere con un'immagine particolare che magari può fare paura o far ridere. I monaci certosini sono i monaci di clausura, congregazione maschile. Ogni sera, dopo la preghiera, il superiore, il priore della comunità, passa dalla cella di ognuno dei frati dicendo ai frati: fratello, ricordati che devi morire. E l'altro risponde: la scena dei Troisi. amen, sia fatta la volontà di Dio. Per cui voglio concludere con questa frase che potrebbe sembrare ironica come la scena Ma di ecco Troisi, spiegata la scena però dei è Troisi. vero, certo, No. e questo è il motivo, Io- perché è così, cioè ricordati che devi morire, ma ricordati non significa qualcosa Abbi di paura. brutto, abbi paura, no, assolutamente, però ricordiamoci che la morte fa parte della vita e che comunque la vita è sempre bella, ora e anche l'altra vita. Questa qui, io faccio pubblicità per l'altra vita anche se qui non sono in buone mani, però ho promesso loro che me li porterò con me in paradiso. Grazie a tutti. io non battezzata virurura come cosa, però noi ci impegniamo lo stesso. Ho la macchina grande, me li posso portare. Se c'è qualcuno di voi che vuole venire, a disposizione. Ma sta chiudendo. Sta chiudendo il paradiso, quindi noi con la sirena sta chiudendo il cimitero. E con la sirena chiudiamo anche. Chiudiamo anche noi perché sennò ni ciurono i rinta. E in questo inizio del mese dei morti vi invito tutti a fare una visita ai vostri cari al cimitero e al posto dei fiori e delle candele offrite per i vostri cari un'opera di bene per le persone che hanno più bisogno. Quello sarà il vero fiore e la vera luce per i vostri cari. Ciao a tutti. Ciao a tutti.